Il nuovo regolamento di polizia urbana di Saonara è chiaro: chi viene sorpreso a bestemmiare in pubblico contro le divinità di qualsiasi credo o religione sarà multato di 400 euro. La stretta sul turpiloquio è stata decisa dall'amministrazione anche per lanciare un messaggio educativo. Noi vogliamo mandare un avviso, non è che poi metteremo un agente dietro ogni persona, vogliamo mandare un avviso che è arrivato il momento di fare mente locale che non è proprio educato o comportamenti di questo tipo. Al di là degli aspetti religiosi, insomma, si tratta di un'educazione di base che ormai manca da troppo tempo. Un tentativo, quello del sindaco, di arginare un malcostume che soprattutto tra gli under 18 è sempre più diffuso. Ultimamente purtroppo e fastidiosamente vedo crescere il numero di ragazzi che si abbandonano al linguaggio blasfemo. Il provvedimento non riguarda solo chi bestemmia la religione cattolica, la religione cristiana, ma un po' tutte le divinità. Ecco, mi pare che un minimo di rispetto per le divinità sia una cosa doverosa. I cittadini verranno informati sulle sanzioni con un volantino che riporterà tutti i 75 articoli del nuovo regolamento e che sarà stampato in 4 lingue: italiano, inglese, romeno e cinese. Affronterà anche altri temi. Si parla di orari di uso di macchine rumorose, per esempio di tagliaerba, che alle 2 del pomeriggio d'estate non è il massimo, oppure della raccolta delle deiezioni canine negli spazi pubblici, che mi sembrano principi di civiltà e di buona educazione. Un malcostume tipicamente veneto, quello delle parolacce che colpiscono la religione. Magari non c'è davvero la volontà di offendere, ma resta la volontà di porre un argine, e così chi esagera con le parolacce ora è avvertito. Ultimamente avevamo avuto diverse segnalazioni che soprattutto nei parchi pubblici ragazzini e ragazzine anche minorenni si abbandonavano appunto a un linguaggio scurrile e a un linguaggio blasfemo. Ecco. Mi pare che sia giusto che un sindaco non si occupi solo di lampadine delle strade piuttosto che dei marciapiedi, ma anche dei comportamenti civili.